Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. Questa volta parleremo di un argomento specifico, quindi abbandoniamo un po' la politica, ma neanche tanto, e vi spiegheremo anche il motivo, ma parliamo invece in questo caso di violenza sulle donne. Ecco, il 25 novembre, come sapete, c'è stata una giornata dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, ma ritengo che dal mio punto di vista non se ne è parlato abbastanza. E quindi ho ritenuto necessario fare una puntata dedicata esclusivamente a questo tema, la violenza sulle donne. Ecco, adesso Sabrina, benvenuta Sabrina, adesso ci dirà quali sono i nostri ospiti. L'argomento sarà monotematico. Buonasera a tutti. Partiamo con Marina Feltri, autrice del libro Un grido dal cielo, una storia vera, un grido di speranza per chi subisce violenze, edito da Michel Edizioni. Buonasera. Buonasera. Passiamo poi a Ilaria Brunelli, blogger e marketing manager. Buonasera. Buonasera. All'avvocato Laura Piazza, segreteria regionale Veneto del Partito Democratico e membro pari opportunità di Treviso. Buonasera. Buonasera a tutti. Alessandra Veclani, communication manager di Padova. Buonasera. Buonasera. Elena Brunello, ex commissione pari opportunità della provincia di Vicenza. Buonasera. Buonasera. E in mezzo a tante donne, Daniel Ceschin, vice sindaco e assessore alle pari opportunità del comune di Mogliano Veneto. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, poi diciamo che avremo la possibilità più avanti di sentire la famosissima artista Paola Volpato, che da parecchio tempo, da parecchi anni, si sta dedicando a delle iniziative a tenere sempre viva l'attenzione su questa importante tematica. Ecco, prima di entrare un po' nel vivo dell'argomento, ecco, vorrei approfittare, ho veramente la fortuna di avere Marina Feltri. Marina Feltri ci vuole raccontare, io chiaramente questa domanda, ahimè, devo farla, so che lei, diciamo, questo libro, in un certo senso, che lei ha scritto, la riguarda da vicino, se ci vuole un po' raccontare che cosa ha vissuto, quali sono queste esperienze che, ahimè, ha vissuto direttamente. Sì. Per fortuna oggi posso parlarne un po' più serenamente, nel senso che io ho iniziato a scrivere il libro dopo 35 anni del fatto, insomma, della mia avventura, perché posso dire è stata veramente un'avventura tremenda, ecco. Sono riuscita a sfuggire diciamo al suicidio, all'omicidio, perché poi quando sei in quella situazione vorresti ammazzarti, soprattutto se non hai nessuno che ti supporta o nessuno che ti aiuta. Sono riuscita anche a sfuggire a un marito violento che aveva già preparato il coltello per farci fuori io e mia figlia. Comunque in questo momento posso dire che sto vivendo una vita abbastanza serena, nonostante, rileggendo il mio libro, dopo 40 anni piango ancora per l'emozione forte che mi suscita pensando ai momenti terribili che ho vissuto. E sono fortunata perché sono qui a raccontarlo, questo posso dire. No, infatti Marina, volevo chiedere, lei ha detto una cosa che mi ha ispirato prima, cioè quindi quando uno subisce, perché bisogna specificarlo prima, i nostri telespettatori magari non hanno ancora letto il libro, quindi lei ha subito una violenza importante, ma e quindi però mi è sembrato di capire che poi alla fine chi subisce una violenza alla fine rimane un po' solo. Sì, purtroppo a quegli anni sì. Mi rendo conto che oggi anch'io ho frequentato gruppi di mutuo aiuto ultimamente, però 40 anni fa la famiglia, come dire, se devo narrare un po' la mia storia, la famiglia prima di tutto ti punta il dito se resti incinta e non vuoi sposarti. Non vuoi sposarti con l'uomo che ti ha violentato. Poi per riparare all'onore della famiglia ti sposi con un uomo che conosci appena pensando che sia la soluzione ai tuoi problemi. E mentre entri invece poi nel vero baratro, perché quello è un baratro, quando sai di essere, come dire,
annientata nella tua integrità anche fisica, morale, psicologica. Io ero una ragazza di 19 anni, però provenivo da un collegio, ero completamente immatura ad affrontare certe cose, certe problematiche, e la famiglia comunque non mi ha dato una mano, anzi mi ha dato un calcio in culo per mandarmi via, nel senso che rappresentavo lo scandalo per la famiglia, quindi ho dovuto andarmene da casa, dormire sotto i ponti e trovare alla fine un angelo che mi ha indicato una strada per anche potermi tenere la figlia, perché comunque io non avrei mai potuto ritornare in casa con la mia bambina, quindi ho dovuto... Perché lei è rimasta, dopo la violenza, è rimasta... Dopo questa violenza sono dovuta rimanere fuori casa e preferivo rinunciare al fatto di essere figlia piuttosto che abbandonare mia figlia, perché per me la figlia quando è nata è stato un miracolo e comunque insomma mi dava la forza. Mi sono detta quando l'ho avuta tra le braccia, adesso siamo in due, prima ero da sola, poi eravamo in due. Comunque sempre sole, sempre isolate, sempre tenute lontano dai gruppi, perché io non ero sposata, perché ero una ragazza madre. Ecco, senta, ma lei ha parlato della famiglia che ha abbandonato, quindi come subire un po' una seconda violenza per il distacco. Sì. Ma secondo lei adesso le famiglie sono più aperte da questo punto di vista? Guardi, lei che frequenta i gruppi? Parlando, perché per me è sempre un argomento vivo, parlando anche con persone che conosco bene, non tanto tempo fa è successo ad una ragazza che papà ha detto no, tu resti a casa qui, ti aiutiamo, porti avanti la tua maternità e senza problemi, ok. Oggi i tempi sono cambiati, insomma, ecco. Allora no, allora rappresentavi proprio, o ti ammazzavi o mantenevi l'anonimato dovunque tu andassi, perché eri qualcosa che non apparteneva alla società perbenista, alle persone che, come dire, si sposavano comunque incinte o no, si sposavano. Io non ho voluto sposarmi perché il primo impatto con l'altro sesso è stata una violenza, quindi non ho voluto sposare l'uomo, anche se mio padre mi ha detto vado io a parlare con quel signore, ha detto ti deve sposare, come non può essere che una non si sposa se è incinta. E io ho detto papà no, lascia stare. Bene, allora tu non sei più mia figlia, vai. Ma poi lei è riuscita a recuperare un po' i rapporti? Una decina d'anni sono tornata. 10 anni? Sì, sono, come dire, ho fatto precedere il mio rientro in famiglia con delle lettere molto toccanti, credo, e sono ritornata in casa però senza la bambina. Ah, perché lei era frutto della colpa, sì. diciamo. Sì. Senta Marina, allora innanzitutto ringraziamo la Francesca Pavan che veramente le do adito ad aver avuto la forza di sostenerla in questo progetto editoriale appunto, della Michael Edizioni di Treviso, ma si è mai chiesta che cosa può provare il lettore che legge il suo libro? Cioè che tipo di emozioni? Questa lei l'ha vissuto direttamente, ma secondo lei il lettore? Ma io credo che, perlomeno sentendo chi l'ha letto, tocca in profondità, nel senso che sono cose narrate reali e sono narrate in modo, certo in italiano, insomma come io sono capace di narrare, però credo, cioè se dopo 45 anni io ancora piango per certi passaggi, credo che anche a chi volesse leggerlo sì, rimane un po' scosso. Però le dirò che tutto sommato io mi ritengo fortunata, ripeto, perché avevo una figlia e ho basato le mie incertezze, le mie insicurezze, le mie difficoltà sul progetto di portare avanti lei. Certo annullando me stessa, ma ho portato avanti lei, pur avendo avuto poi un matrimonio riparatore, con violenze a non finire, peggio di prima, perché la figlia non era figlia del marito, quindi era sempre un mezzo di dibattito tanto che lui la chiudeva a chiave in camera perché io non dovevo andare da lei se vomitava, se stava male, dovevo essere a sua disposizione. E anche se la bambina stava male, però alla fine ho guardato mia figlia e ho detto no, non è giusto che io mi ammazzi per un matto. Quindi ho preso la mia bambina con 1,5 metri di neve e sono partita da dov'ero e sono tornata a bussare dai miei che mi hanno detto sì, puoi stare 3 giorni e dopo
trovati un posto. Ecco, senta, il perdono, noi siamo abituati alla cultura cristiana del perdono, lei sotto sotto, inconsciamente vuole perdonare, ha perdonato? No, tant'è vero che quando mio papà stava male, che poi purtroppo ha avuto un brutto male, eccetera, io l'ho assistito perché alla fine poi ho fatto l'infermiera ed ero l'unica della famiglia in grado di attaccargli la flebo ogni giorno e per me ogni volta era un dramma perché dovevo affrontare pur. E quando è stato male mi ha detto io sto così per colpa tua. Quindi fino alla fine non è che... Nei confronti invece della persona che le ha usato violenza, il perdono... Nei confronti di quella persona le dirò, io quando usava violenza nei confronti di mia figlia l'avrei ammazzato, avessi avuto la possibilità di farlo l'avrei fatto. In particolare in 1 o 2 passi, insomma, gli avrei sparato. Perché il coltello è troppo facile, insomma, potrebbe restare vivo. L'avrei sparato. Oggi mi ritrovo a sentirmi, non ancora in colpa, con un certo debito nei suoi confronti, gli farò dire qualche messa. Perché nel frattempo il suo... La mia rabbia è scemata, l'ho anche perdonato, capendo poi il suo disequilibrio, la sua incapacità di essere uomo, di controllo. Ecco, era uno che beveva, è uno che non capiva niente quando aveva bevuto, quindi insomma, tra l'altro voleva condurre anche me all'alcol. Io ci ho anche provato qualche volta, però per l'amore della bambina ho detto no, non posso io perdere la testa. E così io l'ho portata avanti, insomma. Adesso... Bene, Marina, lei ci ha colpito al cuore, sicuramente vibranti le sensazioni che proviamo, e vibranti, diciamo, come dire, le sue manifestazioni di dolore. Allora Marina ovviamente rimarrà con noi, noi adesso, vero Sabrina, c'è un piccolo stacchetto pubblicitario e rimanete incollati nel televisore perché abbiamo intenzione di portare avanti ancora testimonianze sul tema della violenza sulle donne con gli altri nostri ospiti. Sabrina, abbiamo qualcosa da dire, giusto? Sì, intanto approfittate della pubblicità di questi momenti di pausa per andare a mettere like alla nostra pagina Insieme Idee e Persone. Noi vi aspettiamo fra poco. Ora Borsoi è anche concessionaria ufficiale Seat per le province di Venezia e Treviso. Nuova Seat Arona FR TDI da €159 al mese con 4.000 euro di vantaggi. A Mestre in via Camarcello 75, a Treviso in via Castellana 39 e su borsoi.net. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good...
Eccoci di nuovo in diretta, ricordiamo sono le 20:16, quindi siamo in diretta dagli studi di Rubano, tutta Italia. Salutiamo tutti i nostri telespettatori che sicuramente sono sempre più numerosi, lo posso garantire. Ecco, abbiamo ricevuto anche un post dalla nostra diretta Facebook, un nostro affezionato telespettatore che ci ha detto appunto il delitto d'onore è stato abrogato soltanto, il matrimonio riparatore è stato abrogato soltanto nel 1981, quindi grazie per la testimonianza in diretta. Ilaria Brunelli, lei come donna cosa ne pensa di questa esperienza della Marina Feltri? Cioè, ascoltando, io non ho letto il libro, non ancora perché in realtà ho intenzione di leggerlo. Sinceramente all'interno di questa storia raccontata ne vedo più di una violenza perpetrata in realtà da almeno 3 figure maschili, perché da un lato chi l'ha violentata, dall'altro chi dopo l'ha sposata, e trasformando il matrimonio ovviamente in una cosa non gestibile, e la figura che mi ha sconvolto di più in realtà è stato il padre, cioè la famiglia, la figura maschile, e dico, presumo ci fosse anche la madre, no? Ma riconoscendo una matrice, no? In questo senso di 3 uomini, la figura paterna che manda fuori di casa la figlia. Da un lato mi stupisce che la madre non sia intervenuta, perché immagino che da donna a donna una storia così vissuta sulla figlia dovesse in qualche maniera scatenare una vicinanza. Le donne non avevano nessun valore. Quindi in realtà non è che la madre forse non volesse, è che in realtà non aveva potere. Non poteva. Ecco. Quindi in realtà quella violenza lì era una violenza che si propagava. La cosa che appunto mi lascia più sconvolta è proprio questo rapporto padre-figlia, perché lì si è interrotto un rapporto che dovrebbe essere molto forte, che è quello filiale, che dovrebbe prevalere su qualsiasi altra cosa. Le altre 2 figure maschili erano incontrate, no? Ma quella lì era una figura, l'ha messa al mondo, no? E quindi la violenza in questo senso di mandarla, di non riconoscere, è una cosa ancora più atroce. Sì, beh, diciamo che qui dal mio punto di vista è un problema proprio sociale, cioè culturale, sociale, Sì. perché adesso poi c'è un argomento da dire che va sicuramente affrontato. Diciamo l'atteggiamento culturale del padre padrone che fa parte ormai di una cultura che in teoria speriamo non ci appartenga più. Ecco, io volevo dire questo perché nel mentre cioè questa questione del padre padrone, in realtà la nostra terra, quando dico la nostra terra parlo proprio dei Veneti, non dico che fosse matriarcale all'inizio, ma aveva uno spiccato rispetto per le figure femminili, cioè i nostri antenati tra le divinità principali avevano una donna, mentre i romani avevano Zeus, i Veneti avevano Reizia che era una donna ed era la madre, la dea della fertilità. Generalmente popolazioni che hanno delle figure, diciamo in questo caso si parlava di una sorta di Olimpo, ok, ma delle figure divine femminili, hanno un altro tipo di rapporto con l'esterno, sono molto più inclusive, sono molto più, no? E mi stupisce che ci siamo persi questa capacità di onorare la donna. Magari indagheremo su che cosa è intervenuto. Nel frattempo prego la regia di mandare in onda il filmato, il contributo dell'intervista che ho fatto personalmente alla Paola Volpato, che è un'artista famosissima a livello nazionale che da qualche anno, come abbiamo detto in apertura, si occupa di, lo vedete adesso dal servizio, una cosa veramente vibrante, toccante, di rappresentare le fotografie di tutte le persone, tutte le donne, in questo caso, uccise per femminicidio. Marco, grazie e mandiamo il contributo. Signora Paola, cosa l'ha spinta a dare una voce a queste donne che non hanno più una voce? Ecco, proprio questo, a dare una voce a queste donne che non hanno più una voce. Man mano che le facevo capivo che non era un fatto individuale, non era un dramma individuale. Quello che mi ha mosso soprattutto è stato un flash mob di 3-4 anni fa, 2 flash mob, uno di 3 e uno di 4 anni fa, in cui cominciando a sentire i nomi di ognuna di queste donne così in sequenza è stata una cosa per me molto coinvolgente e ho deciso di fare qualcosa anch'io dal punto di vista artistico per sollevare, per approfondire, per mettere in evidenza questo grandissimo problema. Certo. La mostra tra l'altro è itinerante da più di un anno. In questo periodo ha riscontrato solidarietà anche da parte degli uomini? Sì,
Direi di sì, c'è stata una consapevolezza di un problema che probabilmente però dicono che appartiene ad altri. Secondo me il passaggio importante è quello di capire che questa cosa che succede in realtà non ha un fondamento logico, non ha un vero perché. Succede perché ci sono delle sovrastrutture culturali che in qualche modo mettono la donna in una condizione di inferiorità e sono molto antiche, molto direi arcaiche in tutto il mondo, ma molto anche in Italia, legate sempre a religioni specialmente monoteiste in cui le donne hanno un ruolo terribilmente inferiore e viene ribadito quasi come una fede. E questo fatto si ripercuote, si riverbera anche nel quotidiano, quindi gli uomini non hanno una consapevolezza individuale, cioè non hanno una consapevolezza che la cosa non è legata alla loro persona, ma è legata a tutta una cultura che riguarda anche loro in realtà, non soltanto gli altri. Ecco, in questo senso secondo me c'è molta strada da fare, ma anche delle donne, perché anche loro forse lo sanno. Esatto, quindi cosa vorrebbe dire a tutte le donne che in questo momento ci stanno seguendo e che magari vivono un'esperienza di violenza quotidiana come quella che lei stava descrivendo? Questo è un problema difficilissimo da risolvere perché viene vissuto nel silenzio della propria abitazione, viene vissuto nella solitudine. Quando ci sono delle strutture, che è un lusso avere delle strutture che ti appoggiano, non sempre queste riescono a essere risolutive. La cosa che può risolvere sarebbero le case protette, ma anche questa è una situazione di grande difficoltà per le donne con figli che si devono nascondere da un partner che le perseguita. Sarebbe forse meglio creare una struttura, ma questa è un'idea ancora tutta da strutturare proprio, che invece tenga in sicurezza gli uomini che picchiano le donne, che possono minacciarle di morte. E allora, rieducandoli, forse questa sarebbe una soluzione, diciamo, migliore, perché in questo modo non sono le donne che devono ulteriormente subire il fatto di doversi anche nascondere. Una mostra veramente, veramente attuale contro il femminicidio. E come sta reagendo la città? Mi pare bene, generalmente questa città è abituata a confrontarsi con questi temi che riguardano la differenza femminile. Ogni anno noi in novembre e anche a marzo, sono due momenti tipici, facciamo degli interventi culturali a favore della cittadinanza delle donne, del rispetto della loro personalità. Secondo lei quanta strada ancora si deve fare perché ci siano diciamo, maggiore rispetto verso la donna? Moltissima, moltissima, perché questo fenomeno, per esempio la violenza contro le donne, è globale e trasversale, attraversa tutti i ceti e tutti i paesi, quindi c'è da fare molto in termini di cultura, ma lo devono fare gli uomini questo passo. Ecco, lei crede, diciamo, che questa mostra possa essere utile anche per gli uomini? Sta nascendo un po' di consapevolezza o ancora sono lontani da questo fenomeno? Un po' di consapevolezza, certo, minoritaria o elitaria, se vogliamo dire. Comunque all'inaugurazione erano presenti molti uomini di questa mostra che io ho voluto a Milano perché conosco Paola, conosco il suo impegno, considero questa sua mostra un atto d'amore nei confronti delle donne, delle loro sofferenze e delle loro vite, e quindi gli uomini erano presenti all'inaugurazione. Bene, allora Assessore Cimini, la ringrazio, ringraziamo anche la Paola Volpato di questa bellissima iniziativa e se mi permette, da uomo, dico agli altri uomini, cominciamo il rispetto da casa, perché penso che sia la cosa più giusta da fare. Grazie. Bene, ecco, sicuramente una bella iniziativa. Abbiamo la fortuna di avere qui in linea Paola Volpato. Paola, buonasera. Mi sente? Sì, la sento. Buonasera. Ecco, buonasera. Cosa le è parso aver rivisto questa intervista? La mostra poi nel frattempo è finita, ci vuole dare un po' delle sensazioni? È stata utile sicuramente. Ecco, diciamo che è stata fatta a Milano che in provincia di Venezia, perché così lo diciamo in tutta Italia. Sì, è stata fatta a Milano, è stata fatta anche in altre parti d'Italia e mi piace molto quello che ha detto Renata, che è fatto un atto d'amore. È stato un atto d'amore verso queste donne, è da lì che è nato tutto, perché è stato questo il motivo che mi ha
spinto a dare un contributo artistico a questo tema che è veramente molto attuale e non è stato ancora del tutto sviscerato, perché proprio questa è la punta di un iceberg, secondo me, rispetto a quello che accade nella società contemporanea. Senta Paola, ci vuole un po' raccontare qual è stato il gesto di affetto più forte che ha ricevuto dai visitatori della sua mostra qui a Milano? Beh, c'è stata qui a Milano proprio una persona che è uscita con le lacrime dicendo che si è riconosciuta in questa cosa e si è sentita molto commossa perché personalmente viveva anche un dramma individualmente lei e si è sentita rafforzata, mi ha detto molto, è tornata per ringraziarmi e abbracciarmi. Bene, allora Paola, senta, io la voglio ringraziare della sua testimonianza, la invito, perché so che lei è una combattente, quindi non c'è bisogno che glielo dica, però glielo dico lo stesso, continui a fare queste mostre perché sono la maniera più efficace di fare denuncia, di far capire alle persone che dietro la notizia di un giornale, di un trafiletto di un giornale che poi il giorno dopo viene dimenticato, lei Paola con la sua mostra itinerante sta facendo capire invece che queste persone hanno un vissuto e forse in un certo senso lei le sta facendo rivivere. Grazie. Sì, io posso dire questo, che è stato proprio diciamo una cosa che voleva essere fuori dagli stereotipi e dalle cose più così che vengono dette continuamente, perché è invece un lavoro molto severo in cui si guardano le persone e si prende una consapevolezza diversa, secondo me, grazie anche al contributo di altre persone che hanno lavorato con me e volevo anche appunto dire che questo lavoro è a disposizione di tutti quelli che vogliono mostrarlo. Ho fatto anche un video proprio perché potesse con facilità anche essere portato in giro. Io ci continuo a lavorare, da quando ho finito la mostra sono morte altre 10 donne e quindi insomma questo ci dà l'idea di come sia continuo questo problema e come sia presente nel modo di rapportarsi tra uomo e donna nella nostra società. Benissimo. Bene, quindi un invito alle amministrazioni comunali, se avete piacere di avere questa mostra, sicuramente la Paola Volpato è disponibile. Paola, grazie e continui con questa iniziativa perché è veramente la cosa giusta da fare per sensibilizzare l'opinione pubblica. Grazie. Ecco, io posso dire una cosa anche su di lei, che sono molto contenta che l'abbia fatta fuori dalle date stabilite. Bene, grazie. Grazie. Ognuno deve fare la sua parte, diciamo così. Grazie ancora della disponibilità, Paola. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci. Grazie ancora. Allora, come dire, Daniele Ceschino, l'unico maschio, fra virgolette, uomo. E allora io le faccio una valutazione sociologica, no? Allora, prima il padre padrone, quindi autoritario, autorevole, e quindi magari dove c'erano problemi di violenza, però non si parlava di femminicidi, perché non so se è un problema legato al fatto che comunque i mass media non ne parlavano, però le cose erano molto ridotte, il conte che uccide negli anni scandalo, negli anni 60, invece questo fenomeno continuativo di femminicidio non deriva forse dal fatto che è cambiato anche il modo in cui i maschi vengono educati, quindi avere un padre padrone, un riferimento maschile forte, come ci ha raccontato Marina Feltri, ad invece è cambiata un po' la famiglia, quindi una mamma forte, quindi la mamma protettiva, la figura maschile sempre meno presente, meno autoritaria, meno autorevole, quindi perché la donna nel frattempo si è emancipata, il maschio in un certo senso iperprotetto che non accetta il confronto, non accetta la delusione, non accetta la sconfitta dalla separazione e quindi uccide e compie il gesto estremo. Lei cosa ne pensa di questa valutazione? Sì, io credo che bisogna anche fare la storia di Marina mi ha colpito molto intanto. Mi ha colpito molto perché ci parla di un'Italia che è molto diversa da quella attuale. Pensiamo solamente a quello che è accaduto proprio negli anni 70. Pensiamo a quante battaglie per i diritti civili sono state fatte. La battaglia che ha portato alla legge sul divorzio nel 1970. È del 1975 la revisione del codice di famiglia.
l'equiparazione fra marito e moglie all'interno del matrimonio. Nonostante ci fosse la Costituzione, questo ancora non c'era. La legge sull'aborto del 1978, prima si ricordava l'abolizione del delitto d'onore, quindi sono tutte tappe che sono state fatte, sono tutte battaglie vinte dalle donne negli anni 70. Quindi parliamo di 40 anni fa, però episodi come quelli che sono accaduti a Marina purtroppo possono accadere. Avvocato Piazza, lei cosa ne pensa? Quello che ho detto è una provocazione secondo lei oppure? No, è corretto, è correttissimo. Tra l'altro quello che è capitato a Marina è un po' quello che succede anche adesso, nel senso che ancora adesso la maggior parte delle violenze contro le donne si sviluppa nell'ambito familiare. Nel partner, ex partner, familiari, parenti, amici, ma in una percentuale che è quasi di 2/3, insomma, di tutte le violenze delle donne. Sono venute fuori tante cose. Faccio io una provocazione. Daniele Ceschin citava prima la riforma del diritto di famiglia e con la riforma del diritto di famiglia sparisce un termine che è molto importante, quello del capofamiglia, cioè sparisce la subalternità uomo-donna. Io lancio una provocazione adesso e dico, ecco, io questo termine ultimamente l'ho risentito fare. Non vorrei che tornassimo indietro, perché quella è proprio una di quelle cose che si muove in maniera diversa dalle pari opportunità, dalle parità di diritti tra uomo e donne e mette la donna ancora di più in pericolo. Ma Veclani, secondo lei perché l'avvocato Piazza ha detto è tornato il discorso del capofamiglia? Io una cosa solo volevo prima dire che sì, è vero, abbiamo vinto un sacco di battaglie negli anni, però c'è una cosa che rimarrà sempre uguale, che comunque le donne che subiscono violenza sono sole. Sono sole e quando tornano a casa sono sole. E in ogni caso, secondo me ci sono donne che quando subiscono violenza anche si vergognano andare a dire ad altra gente guarda ho subito violenza, perché non lo so, magari si sentono loro in difetto, magari è stata una colpa loro, sono state loro a provocare e quindi sono sole, non c'è nessuno che le aiuti, che le sostiene, ma non dico a livello giuridico così, che sicuramente adesso sono sostenute, a livello emotivo. E mi è capitato in questi anni, faccio parte di un gruppo politico nel quale è nata un sottogruppo di donne, che non è un sottogruppo, anzi è un gruppone di donne che hanno tutte quante una qualità diversa, perché noi donne, ognuna di noi ha una qualità diversa, che siamo uniche, ognuna di noi è unica. E questo gruppo, se qualcuno ha bisogno, lo dico anche qua, se ha bisogno qualcuno, qualche donna, ha bisogno anche solo di dire ciao come stai, andiamo a berci una cosa assieme, loro sono super disponibilissime e sono il gruppo della Lega di Padova, di donne della Lega di Padova. Anzi, le saluto perché loro sono una forza, sono una squadra e sono imbattibili. Benissimo, grazie. Ecco, Elena Brunello, però noi oggi parliamo di violenza sulle donne, però stiamo cercando di analizzare che comunque questa violenza non è soltanto l'atto finale per dire che ha rappresentato la Paola Volpato, ma nasce in famiglia. Ma questa violenza alla fine è continuativa, cioè nel senso, però non se ne parla, cioè si sente la punta dell'iceberg, uccisa questa persona, però non si parla della violenza contro i figli, cioè nel senso che certe volte appunto nei rapporti di coppia che non vanno. Certo. Come mai secondo lei? Allora, intanto è fuori discussione che nasce assolutamente in famiglia, ma nasce all'interno di precise dinamiche, diciamo, che non è poi così facile, non dico analizzare, ma spiegarle o comunque entrare nel merito, perché siamo proprio su un discorso, non so, le persone in questo momento preferiscono a guardare il Grande Fratello, no? Per esempio, per fare questa cosa del vedere i cavoli degli altri sostanzialmente, e non siamo più capaci invece di fare quel sano interessamento delle persone che ci sono vicine per occuparcene affettivamente di queste persone, quindi anche sapere esprimere i propri sentimenti nell'ambito di una normalità, di una socialità normale.
un po' l'abbiamo perso e lo stiamo perdendo sempre di più, ma cioè, me lo dico anche io tutti i giorni quando salgo nel mio pianerottolo per andare, rientro a casa e con il vicinato non ci vediamo proprio o ci parliamo comunque poco, perché siamo immersi continuamente in questa velocità che ci fa perdere determinate cognizioni, no? Delle cose. Allora, tornando nelle dinamiche che scatenano queste problematiche qua, a parte che iniziano all'interno della famiglia, iniziano molto presto, diciamo. Abbiamo sentito la signora che purtroppo la sua vita affettiva non è neanche incominciata, è cominciata con sotto zero. Nonostante questo però lei è stata capace di mettere al mondo una bambina e amarla come fosse stato un atto d'amore e anzi ha tirato fuori il meglio di lei, io penso, questa situazione. Ho rinunciato alla mia famiglia d'origine per costruire con mia figlia la mia ovviamente famiglia. Che sarebbe stata meglio su un discorso ordinario, sì. Però questo la sta portando qui a raccontare una situazione di una forza che ha dovuto tirar fuori per forza per combattere per la vita, no? Allora, si combatte per la vita, si combatte appunto per questi ragazzi, per le nuove generazioni. In questo momento facciamo fatica a passare non gli ideali, il credo di una vita sana, di una parte affettiva sana e soprattutto non lavoriamo sulla forza che comunque è all'interno delle dinamiche sia maschili che femminili. Volevo dire che all'interno della famiglia scattano determinate dinamiche, specialmente quella della vittima e il carnefice, ma scattano... Colpa anche dei social che sicuramente... Ecco, Sabrina, abbiamo un altro stacchetto pubblicitario, giusto? Però ai nostri telespettatori dobbiamo dire rimanete incollati al televisore perché dobbiamo ancora dire esatto, e per chi si fosse sintonizzato da poco, vi ricordo di mettere like alla nostra pagina Insieme Idee e Persone. Come avete visto gli argomenti sono vivi, quindi rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like... Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Allora eccoci di nuovo. Sabrina, ringraziamo il nostro main sponsor, cosa abbiamo da dire a proposito? Esatto, ringraziamo Exo01, agenzia di telemarketing di Milano, specializzata nel dare visibilità alle imprese. Quindi che dire, se avete un'azienda e volete un servizio professionale, dare un sicuro successo ai vostri progetti, contattate Exo01. Benissimo, ecco Sabrina, adesso ci sono alcune domande dal pubblico che sono arrivate nel frattempo. Però prima leggiamo un pezzo del libro della nostra Marina Feltri, magari ecco, abbiamo scelto assieme il momento più toccante.
Si sentiva trattare come una fattrice, doveva patire, pareva provassero piacere nel vederla soffrire. Come sta quella senza marito? Cosa crede? Per partorire bisogna soffrire. È andata in giostra, è stato bello, Adesso tocca soffrire. Sgomenta, umiliata e debilitata da dolori che non conosceva, si sentiva frastornata per quelle prese in giro, per quel disprezzo rivoltole con tanta grettezza e maleducazione. Non è venuto nessuno a trovarla oggi, perché l'uomo che l'ha messa incinta non l'ha sposata. Era già sposato? Bene, Ilaria, se deve fare una riflessione su questa cosa? Penso che questo sia un tema molto toccante, perché in realtà è il tema della donna, quello di mettere al mondo la vita, no? E quindi sentirlo trattare in questa maniera, proprio svilito, ecco, tra l'altro, in ospedale, no? Gli dovrebbero avere cura. Nel momento dove avrei dovuto. Esatto, ma essendo uno dei momenti più alti della donna, cioè là dove proprio esprime la sua femminilità, e quindi dove mette al mondo un essere umano, vederlo trattato in maniera così svilente, potrei dire che è la quarta violenza che viene fatta e annunciata in questo libro. È un non riconoscere il grandissimo ruolo che ha la donna nel far vivere la società, perché è grazie a noi che vengono messi al mondo i figli, no? Ecco perché prima in realtà ho sentito elencare, e qua lancio io la provocazione perché mi ha fatto un po' rabbrividire, la legge sull'aborto io non riesco a viverla come una vittoria delle donne, perché in realtà una donna dovrebbe viverla come una sconfitta, quando non riesce a... La signora nella prova, da una violenza che le è stata fatta, ha trasformato quella violenza in una vita che è nata. Così Ilaria corriamo il rischio di fare una trasmissione. Ma è un super tema, questo. Purtroppo su certi argomenti, diciamo, le parlo molto francamente, certi argomenti un po' reazionari, purtroppo non mi trovo d'accordo, ma è un parere mio personale. Adesso Linda, c'è Linda P, giusto Sabrina, sì, che esatto, ci ha fatto una domanda. Che appunto parla di un altro tipo di violenza. Credo che la prima forma di violenza sulle donne non sia fisica ma psicologica. Infatti vengono diffamate, giudicate o sminuite purtroppo la maggior parte delle volte soprattutto dalle altre donne. Cosa ne pensa? Piazza, cosa ne pensa? Assolutamente sì. Tra l'altro, per esempio, una delle cose della quale si sta discutendo adesso è anche della possibilità di fare anche un'ulteriore normativa su una cosa che riguarda molto, diciamo, il mondo odierno. Ci sono molti partner che vengono lasciati e che come vendetta pubblicano le immagini intime anche dei rapporti sessuali con le proprie partner nel web, proprio come vendetta. Questa è un'ulteriore violenza psicologica e bisogna assolutamente fare qualcosa, perché non c'è un reato che assomiglia a quella cosa là. E questo per esempio è uno degli argomenti in discussione. La violenza psicologica non solo sulla donna, ma si parlava prima, no? Della violenza che ha subito in qualche modo anche la figlia dal marito poi di Marina, per averla vista. Questo è già un fattore di rischio. Quella ragazza cresce già con un rischio ulteriore non dico di subire della violenza, ma di considerarla un po', di esserne meno consapevole. L'abbiamo sentito dire prima da Paola Volbata. Ha dovuto entrare in terapia lei per guarirsi un po', ha fatto 15 anni di terapia, anche perché tutte le violenze, adesso non le stiamo qui a dire, ma tantissime le ha subite lei sulla sua pelle, quindi. Esatto. E aveva 3 anni, ecco, 3-4 anni. Esatto, per esempio anche rifinanziare il fondo sugli orfani di femminicidio, cosa che dovrebbe fare il governo, sarebbe una cosa buona e giusta. Si stanno tagliando molto le spese contro la violenza alle donne, di supporto, per fornire il supporto, per fare in effetti il governo sta tagliando parecchio, perché la cosa più importante mi sembra che sia il reddito di cittadinanza, ma non mi costringete a fare politica, manca poco a Natale, quindi invece Mirko A, che cosa ci chiede? Allora, Mirko A, e quando affronteremo il tema del maschicidio silenzioso, solo quando verrà di moda? Daniele, tocca a lei, c'è scritto, questa è una domanda per lei, in definitiva. In pratica, secondo me il nostro amico di Facebook voleva dire effettivamente c'è
anche una violenza inversa, cioè oggi la donna forse è talmente emancipata. Quando sarà altrettanto sproporzionato possiamo rispondere Cioè, a questo no, telespettatore. sta creando Attualmente il 90% delle donne vittime di omicidio volontario sono uccise da uomini. Questa è una provocazione. Solo il 25% sì. dei maschi sono uccisi da donne. No, La proporzione mi pare secondo me non notevole. parlava di omicidio, femminicidio, parlava, come dire, del fatto che comunque in un certo senso è una domanda, diciamo, come dire, che viene di conseguenza. Abbiamo parlato di un fenomeno sociale in evoluzione, cioè da padre padrone a evidentemente una donna che inevitabilmente si sta emancipando, ed è giusto che sta trovando un equilibrio diverso all'interno della famiglia, però all'interno di questo potere della donna evidentemente l'uomo non riesce a metabolizzarlo, perché altrimenti non si spiegano questi femminicidi. Quindi parliamo anche del rapporto, vogliamo parlare anche della violenza sottile che la donna può fare a un uomo, ma parlo anche delle donne che magari non fanno vedere i propri figli al marito separato, cioè anche quella è una violenza forte che viene fatta nei confronti dei figli, quindi ci sono delle altre forme. Io credo che Mirko forse volesse dire qualcosa. Alessandra, cosa ne pensa? Allora, io sono più girl power, nel senso che secondo me appunto non c'è una proporzione tra uomo e donna, cioè siamo su due livelli diversi. Una donna, anche se è una donna forte di carattere, comunque è pur sempre più debole dell'uomo. Sì, infatti lui fisicamente era un boxer, io pesavo esatto. 45 kg, lui 1,80 m, quindi la forza sì, non c'è cioè, paragone. l'uomo deve proteggere la donna, non deve distruggerla, deve coccolarla, cioè è quello la funzione dell'uomo. La donna penso magari sia quelle donne che non fanno vedere i mariti, per me sono le eccezioni che fanno cioè sono delle eccezioni, non è che Ma poi in effetti storicamente le donne hanno sempre comandato a casa, solo che magari prima lo facevano in maniera velata, sapevano come prendere. Insomma. In genere è così, anche prima diciamo Marina si parlava di mi sembra di cultura della donna che sapeva manovrare, anche mi pare Ilaria, anche al sud la donna è sempre stata una cultura matriarcale, no? La donna che sapeva come gestire le situazioni. Se posso dirle io, dare una testimonianza, noi stiamo portando al sud un progetto proprio sull'antiviolenza, quindi non mi trovo completamente d'accordo sul fatto dei tagli di investimento del governo, perché non è assolutamente così. Anch'io sono appartenente, diciamo, alla Lega Nord e sono qui in rappresentanza, ma non in quanto per politica, perché comunque io ritengo una politica di politica attiva civile, diciamo, quella che pratico io comunque sia, e la stiamo portando al sud proprio all'interno di un progetto che stiamo riesumando la via della seta in questo senso, per tracciare un cammino che sia innovativo e che sia diverso da quello che si è percorso fino ad ora, perché non siamo ancora riusciti ad arrivare ad aiutare in quelle dinamiche di cui parlavo prima, tra la vittima e il carnefice, ad aiutare che la persona capisca la situazione prima e non ci entri neanche in questa situazione qua. Però per arrivare a fare questo ci vuole tanto lavoro su se stessi, sia dalla parte della femmina sia da parte del maschio. La dinamica della vittima e carnefice è una dinamica molto precisa ed è quella che scatena i conflitti di solito, però la persona sta nella situazione tanto quanto le serve questa situazione, no? Noi cercheremo di aiutare appunto a togliersi da queste situazioni qua, con supporti, ci vogliono. No, io credo, giustamente si parla di progetti, io vorrei lanciare anche dei segnali positivi da questa trasmissione, visto che è un'opportunità fuori dalle date canoniche dell'8 marzo piuttosto che del 25 novembre. Credo che anche un'amministrazione comunale può fare molto da questo punto di vista. Io porto l'esperienza di un comune di quasi 30.000 abitanti, che è il comune di Mogliano Veneto, che in questi anni ha fatto molto, diciamo in provincia di Treviso, Italia, che sta facendo una sensibilizzazione anche nelle scuole, perché bisogna partire dalle scuole. Anche quando si parla di bullismo nelle scuole, poi il bullo diventa un uomo violento e quindi bisogna partire proprio da una... Diciamo però che anche Ceschini, che anche in aumento il bullismo femminile, perché adesso certo, ma fa comodo, bullismo... a una certa cultura fa anche comodo non parlarne, però il bullo è sempre vissuto come maschio, però ci sono molti No, ma è vero.
Ma bisogna fare questi progetti, questo lavoro di sensibilizzazione noi lo abbiamo iniziato a fare fin dalle scuole, quindi dalle scuole primarie ma anche dalle scuole secondarie di primo grado, quindi partendo proprio dai più piccoli. E poi ovviamente fare una forma di prevenzione, perché quando parliamo di violenza è già troppo tardi. Dobbiamo incentivare anche i consultori familiari, quelli pubblici, perché ce ne sono, lavorano bene, hanno degli operatori straordinari e bisogna incentivare e diffondere dei numeri anche molto semplici. Il numero 1522 può salvare una donna e quindi è un numero nazionale, è un numero che può consentire di non arrivare al femminicidio ma di fermarsi ovviamente prima, e questo è molto importante. Si è detto una cosa giusta, Ilaria, cioè, forse la violenza comincia dalle piccole cose, no? Nel rapporto di coppia, la mancanza di rispetto nei confronti delle offese, cioè nel senso non è che uno deve per forza prendersi a botte, cioè, basta anche umiliare la donna, ma anche l'uomo, cioè ovviamente parliamo di una condizione di reciproca. Ma infatti, cogliendo lo spunto del lettore che ha fatto la segnalazione, quando è che parleremo dei maschicidi, in realtà secondo me in un rapporto equilibrato la donna, parliamo di questo perché la donna è il soggetto di oggi, dovrebbe recuperare quella grazia, quella capacità di essere consapevole della sua forza senza per questo dover andare a manipolare, perché questo dopo noi sappiamo fare molto bene. E quindi quello che penso che intendesse Mirko, mi pare, non è un tipo di violenza che porta all'uccisione, è un tipo di violenza che porta alla vita squalificata in una famiglia, no? Allora, magari è più sottile, non fare notizia perché non c'è un cadavere, però noi donne, se vogliamo essere donne fino in fondo e crescere in questa cosa qua, dobbiamo anche uscire da questo schema. La donna, diciamo, aggressiva non rappresenta la vera donna. È la donna materna, la donna quella che crea le condizioni, quella dove l'energia viene utilizzata in una certa maniera. No, adesso lei mi deve rispondere perché mi risponde perché c'è poco da fare. Ilaria ha detto una cosa giusta, è in aumento. La donna, cioè, si sta, come dire, approfittando. L'esempio della donna è altamente stressata, cioè la donna diventa aggressiva, è altamente stressata, comunque sempre sovraccarica di doveri, e quindi appunto è stressata in questo senso e quindi diventa anche aggressiva. Ma non è soltanto questo, è che deve imparare a misurare le proprie forze, ma le forze femminili e maschili stanno in ognuno di noi. E quindi lei si deve conoscere meglio, il maschio altrettanto. Ma quindi allora la donna è più forte dell'uomo? Ma io non vorrei fare una guerra fra i sessi, perché una guerra fra i sessi è del tutto anacronistica, perché altrimenti ritorniamo agli schemi di 40 anni fa. Dobbiamo, come dicevo prima, lavorare molto. Io sono convinto che la violenza sulle donne sia un problema dell'uomo, lo dico, è un problema dell'uomo innanzitutto. Prima parlavo delle scuole, dei progetti che stiamo facendo con le scuole, i consultori. Dobbiamo rafforzare anche le strutture che fanno supporto. Noi ad esempio nel nostro comune abbiamo un centro donna che fa assistenza alle donne che chiedono aiuto non solamente di fronte a una violenza, ma anche semplicemente di fronte a una difficoltà economica. Posso chiedere una perché una difficoltà economica può creare questo tipo di meccanismi. Posso chiedere una cosa? Ma allora, ok, ci sono le strutture che aiutano le donne e strutture che aiutano gli uomini violenti? Stiamo facendo un progetto che per recuperare, visto cosa ce ne facciamo di sti uomini violenti? Sono nati, ma non sono nati e credo... Cambiano gli uomini violenti oppure... Tra l'altro è previsto dalla Convenzione di Istanbul, che è poi la norma più importante sul tema della violenza, proprio il recupero degli uomini maltrattanti, come dicevi tu giustamente Alessandra. Questo fatto della violenza diventa soggettivo, cioè dico a mia moglie, cioè mi fanno un po' paura, scusi Alessandra, queste un po' categorizzazioni, perché magari l'uomo dice ci picchia, cara moglie, non mi piace quello che hai cucinato, ho subito violenza, chiamo il numero, questo me lo arrestano, perché poi magari... Degenera la questione. Non è proprio... Sì, ci sono delle definizioni un po' più precise di questa. Sì. Però magari quando si parla di categorizzare, un po' di definire un po' il tipo di violenza, a me viene sempre un po' timore poi che questa cosa mi pregiudichi la libertà in generale. Beh, però se un uomo mette le mani addosso a una donna, viene arrestato, dopo fa un recupero, fa un percorso, questa persona cambia o rimane... Sì, però Alessandra, a me viene sempre da pensare che ci può essere anche la donna che per n motivi possa anche dire bene, io so che esiste una normativa del genere, voglio far fuori, fra virgolette, il marito, sfrutto in maniera e mi faccio... perché
è anche successa questa cosa qua, insomma, quindi io ho sempre paura dell'estremo opposto. Con questo non voglio giustificare la violenza, perché ovviamente ho fatto una trasmissione apposta e non posso essere a favore del... No, non mi sono spiegata forse. Allora, ci sono un sacco di associazioni che aiutano le donne che subiscono violenze per recuperare, per reinserirsi nella società. Ma ci sono delle associazioni che aiutano gli uomini? Cioè, lo so. Ne sono nate. Secondo me il problema è anche di consapevolezza, cioè l'uomo non è ancora sufficientemente maturo per capire che certe volte è troppo violento, perché abbiamo un retaggio che ci portiamo... C'è poco da fare, per esempio la Paola Volpato lo diceva, ci sono delle culture addirittura dove l'uomo non riesce a capire, diciamo, che è troppo violento, perché sono centinaia di anni che... Ecco, io approfitto allora per, visto che siamo quasi in chiusura, voglio fare anch'io un piccolo gesto concreto e voglio regalare a ognuno dei miei graditissimi ospiti una rosa, perché credo che sia un simbolo di avvicinamento, un simbolo di violenza. Quindi prego la regia di inquadrarmi, perché io ovviamente avendo il microfono portatile posso permettermi di muovermi. Grazie. Quindi grazie. 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 Ecco, ho fatto la mia entrata, come dire, nella generale. Ecco, credo che ho deciso di fare questo gesto perché comunque credo che la verità che è emersa oggi dall'incontro di oggi sia un po' nel mezzo, cioè in effetti è chiaro che vanno sempre stigmatizzate le situazioni estreme, i femminicidi come pure i maschicidi, come ha citato Mirko nella nostra pagina Facebook, però ecco, credo che approfittando del Natale il senso di dare diciamo una rosa, se vuoi darmene un'altra Sabrina, che do a te perché ovviamente lo meriti anche tu, ovviamente quello di dare la rosa oggi vuole essere, per questo ho scelto anche il periodo natalizio, facciamo uno sforzo tutti assieme, perché se no facciamo le trasmissioni, facciamo, come diceva appunto anche Daniele, facciamo l'8 marzo, facciamo il 25 novembre, e poi questi momenti diventano eventi mediatici, si riparla, tutti le femministe accese parlano di incontri maschi, i maschi si parlamentano delle donne, invece dobbiamo fare un passo di avvicinamento. Allora oggi, che è il Natale, siamo un po' stressati dallo shopping compulsivo, costretti dai regali natalizi, però facciamo un passo nei confronti dei nostri nemici, nei confronti dei nostri amici, cioè avviciniamoci, facciamo un passo e chiediamo all'altra persona che è di fronte a noi di fare anche lei un passo. Io credo che se riusciamo a partire, diciamo, dai piccoli gesti, come è emerso un po' durante la trasmissione, questo permetterà di non arrivare a situazioni di violenza estrema. Quindi piccoli gesti di avvicinamento, quindi andiamo da un fiorista, facciamo un regalo, ma facciamolo col cuore e ci avviciniamo alle persone alle quali forse inconsciamente, ma verosimilmente siamo tutti un po' grandi, sappiamo di aver fatto, fra virgolette, violenza, che non vuol dire solo aver dato un ceffone, ma vuol dire anche disinteresse, che vuol dire anche trattare male, e ci avviciniamo a queste persone e gli diamo un gesto di affetto. Quindi proviamo a fare questa cosa, credo che sia la maniera più giusta per evitare di arrivare poi a situazioni degenerate. E facciamo anche un lavoro su noi stessi, perché non esiste uomo, non esiste donna, siamo tutti uguali e tutti possiamo dare il nostro contributo in questo senso, avvicinamento. Ecco, credo che questo possa veramente rappresentare una vera e propria lotta, un vero e proprio contrasto alla violenza. Se lo farete, io credo che sarà bene la persona che ha ricevuto questo gesto d'affetto da parte vostra e credo che starete bene anche voi. Facciamolo anche con le persone con cui abbiamo litigato, l'amico, il condominio, quello della litigata del condominio. Facciamo dei piccoli gesti e starete bene anche voi, io credo. Io vorrò fare così anche io. Bene, ecco, io devo naturalmente chiudere perché siamo arrivati alla chiusura. Ringrazio Marina Feltri, autrice del libro Un grido al cielo, edito da Michael Edizioni Treviso, della nostra Francesca Pavan, Ilaria Brunelli, blogger, marketing manager, l'avvocato Laura Piazza della segreteria regionale Veneto del Partito Democratico e membro pari opportunità di Treviso, Alessandra Velcrani, communication manager di Padova ma Lega Nord, Elena Brunello, ex commissione pari opportunità della provincia di Vicenza, anche lei della Lega, Daniele Ceschin, vice sindaco e assessore
alle pari opportunità del Comune di Mogliano Veneto. E poi ringraziamo anche Paola Volpato, che è stata ospite in diretta telefonica e ci ha rappresentato la sua graditissima mostra. Ecco, io ovviamente con questa trasmissione chiudo il 2018, perché comunque è stato per me un anno importantissimo. Ho fatto anche un piccolo video su Facebook, ho cominciato la mia prima esperienza televisiva esattamente in ottobre del 2017, quindi 12 mesi fa, per hobby, con un mio amico, il papà di un mio amico. Adesso sono qua in diretta nazionale su Canale 84 di Canale Italia. Una bella esperienza che ho voglia di continuare a fare, perché lo spazio che ho qua, che ho con Canale Italia, è uno spazio completamente autogestito, in piena autonomia, e questo è il momento di confronto, come abbiamo fatto oggi, la possibilità di confrontarsi serenamente sulle idee e i concetti fra di noi, in maniera, senza essere schierati, al contrario, ma in maniera anche provocante, perché molte cose si possono migliorare se impariamo a confrontarci. È un po' il senso di quello che abbiamo detto prima. Da gennaio partiremo invece con un'ulteriore puntata, perché insieme alle persone si sdoppia, faremo 2 puntate alla settimana, una su Canale 84 e una su Canale Serenissima, Canale 15, per chi ci legge, chi ci vede dal Veneto. Con una caratteristica principale: la trasmissione di giovedì sarà a connotazione, ecco, ve lo do scoop in anteprima, quindi ci sarà una connotazione autonomista, quindi il Veneto per l'autonomia, quindi parleremo solo di autonomia veneta. Vi posso garantire che il consenso è molto ampio. Quindi vi faccio, ovviamente, ringrazio i nostri ospiti, saluto voi telespettatori, vi faccio veramente gli auguri più sinceri, con molto affetto e trasporto, a tutti voi telespettatori e i nostri ospiti, di passare un sereno e felice, veramente col cuore, Natale 2018. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network InfoVacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it.